preparazione cambia in conseguenza di quello che è stato l'intenso mese vissuto nello scorcio dello scorso campionato. L'anno scorso l'arrivo di Mister Mereu, il periodo intenso che abbiamo vissuto ha portato ovviamente a creare i presupposti di una condivisione umana e tecnica di quello che oggi stiamo provando a mettere a frutto. L'anno scorso abbiamo iniziato un percorso che ovviamente era inficiato da quella che era la contingenza, cioè la necessità di dover fare risultati per cercare di ottenere il massimo, e questo è stato fatto e questo è il grande merito del mister. Quest'anno abbiamo passato un'intera estate a programmare, a condividere una modalità di lavoro, a condividere i principi sui quali vogliamo orientare questa nuova stagione, nella convinzione che il calcio che abbiamo in testa, il metodo che abbiamo in testa sia la strada migliore per valorizzare quello che è il patrimonio tecnico di questa squadra. Come incide in questa preparazione, il rush finale, l'ultimo mese dello scorso campionato? Incide sicuramente in termini di entusiasmo, per cui abbiamo trovato un gruppo che aveva ancora vivo il sentimento di quell'impresa, perché di un'impresa si è trattata, un gruppo che ha capito che sicuramente nel lavoro risiede la possibilità di ottenere grandissimi risultati, facendo un lavoro quotidiano con una progressione che è stata studiata nei dettagli, che ora dobbiamo essere bravi a saper variare in funzione di quelle che sono le risposte del gruppo, essere bravi a portare avanti anche con grande costanza, perché i frutti del lavoro che stiamo facendo li avremo sicuramente nel tempo. Siamo estremamente convinti del fatto che sia la strada giusta per portare il Lube più in alto possibile. Ma diciamo che degli aspetti atletici abbiamo un preparatore che rappresenta forse una rara eccezione per la categoria, perché parliamo di un professionista esemplare. L'idea è quella assolutamente di presentarci come ci siamo presentati la scorsa stagione. Saremmo competitivi da subito, forse prima dal punto di vista atletico che non dal punto di vista tecnico-tattico, proprio perché il percorso tecnico-tattico è un percorso molto più lento, molto più legato alla sedimentazione di concetti che per questioni fisiologiche richiedono comunque un certo tempo per poter essere metabolizzati appieno. Il pragmatismo sì, è stata un'esigenza dello scorso anno. Per quanto concerne l'estetica, l'idea di fare un calcio che abbia delle determinate caratteristiche che sicuramente sia fondato sul gioco, sull'essere protagonisti della partita in ogni momento della gara, sia quando si ha la palla sia quando non si ha la palla, per cui è un lavoro diverso, è un lavoro fondato su principi diversi, su presupposti diversi, non è né migliore né peggiore di quello fatto l'anno scorso, è un lavoro diverso. L'Olbia in questi ultimi anni è sempre stata una palestra per i giovani provenienti da Cagliari. Come strutturate la preparazione, il loro ingresso nel calcio professionistico? Ma lo si struttura con dei percorsi che in parte sono individualizzati in funzione a quelle che sono le esigenze dei singoli, pur nel rispetto di quello che deve essere il percorso di un collettivo che comunque deve creare i presupposti per la crescita del singolo giocatore. Per cui si ragiona sia sul collettivo che sul singolo, nella convinzione che il giocatore poi per poter essere messo nelle condizioni di esprimersi al meglio deve avere attorno a sé un collettivo che funziona e che vede il calcio nello stesso modo. Pur sapendo che l'età media di questo gruppo si è ulteriormente abbassata, già l'anno scorso eravamo la squadra più giovane, e per cui ci deve essere la consapevolezza che questo percorso deve avere come linea guida il rispetto di quelli che sono i tempi di crescita del singolo, per cui l'esigenza è sicuramente quella di ottenere risultati, di far crescere i giovani, per cui uno dei presupposti, uno dei lavori deve essere quello dell'equilibrio, della tranquillità, del mettere il giovane nelle condizioni di poter esprimersi al meglio, ma in questo il mister è un maestro, perché trasmette dei valori umani che vengono ancora prima di quelli che sono i valori tecnico-tattici, e quindi da questo punto di vista siamo convinti di poter soddisfare quelle che sono le richieste legittime della società. Diciamo che ogni parola spesa su Andrea sarebbe veramente in eccesso e sarebbe superflua, perché ha dimostrato la sua storia, la sua carriera, cosa ha rappresentato per l'Olbia, cosa ha rappresentato per il Cagliari, cosa rappresenta per il Cagliari di adesso e speriamo del futuro. Ci sono tanti giocatori l'anno scorso che comunque hanno fatto un lavoro sotto traccia, il primo è Pisano, che comunque ha vissuto un'annata difficile, ma è stato
un costante portavoce di quelli che sono i messaggi positivi che devono essere portati all'interno di uno spogliatoio. L'ha fatto insieme ad Andrea, quest'anno lo farà insieme ad altri giocatori, lo farà insieme a Enrico Geroni, lo farà insieme a Feola, lo farà insieme ad Aresti, tutti giocatori che, ripeto, incarnano quelli che sono i valori che stanno emergendo in questo gruppo, valori di serietà, di determinazione, di volontà e di estrema disponibilità. Mentre con le dovute proporzioni, logicamente, può essere Murgia il giocatore in grado, nello schema tattico, in grado di raccoglierne l'eredità? Questo è uno degli auspici, lavoriamo perché i giovani possano crescere. Adesso l'anno scorso ha potuto cogliere nell'affiancamento con Andrea un'importante opportunità di crescita. Speriamo che quest'anno possa mettere a frutto tutto quello che ha imparato l'anno scorso. Avrà il supporto di tutto lo staff, di tutta la squadra, per cui con tranquillità, senza mettergli pressioni, speriamo che lui possa legittimamente raccogliere i frutti del lavoro che costantemente ha fatto l'anno scorso e che sta continuando a fare quest'anno. Mentre per chiudere, quale può essere la chiave, alla luce anche dell'esperienza della passata stagione, per un campionato più regolare, più sereno? La chiave è il lavoro, il non fermarsi mai, il non farsi mai condizionare dai risultati, sia che essi siano positivi o negativi, avere un percorso in testa, e noi come staff pensiamo di avere un percorso in testa nei principi e nei metodi, e avere la coerenza e la costanza nel saperlo portare avanti. Tutto il resto diventa una conseguenza di quello che si produce, come normalmente accade nella vita. Alla lunga la coerenza del lavoro, la forza del lavoro siamo convinti che possa emergere.